Assessore, l'obiettivo di questa visita, lei sta girando un po' tutta la Sicilia, oggi a Agrigento. Beh, l'obiettivo della visita è quello di fare l'alunno, cioè raccogliere le iniziative, le proposte, i suggerimenti che vengono dal corpo docente, che vengono dai dirigenti scolastici. Io voglio inaugurare l'anno scolastico in maniera sui generis, piuttosto che celebrare una giornata con gli studenti, cosa bella che va fatta, incontrare chi ogni giorno lavora nella scuola e farmi dire da loro cosa vogliono fatto per costruire una scuola sempre più moderna, dinamica, efficiente, che va incontro alle esigenze dei ragazzi. E soltanto chi lavora nella scuola questi suggerimenti me li può dare. Quindi oggi sto incontrando tutti i dirigenti scolastici della provincia di Agrigento, poi di pomeriggio vado a Caltanissetta ed Enna e chiudiamo questo tour, raccogliamo tutte le iniziative, nella legge finanziaria costruiamo un provvedimento che serve alla scuola siciliana, scritto dalla scuola siciliana. Lei si definisce più un tecnico o un politico? Ma guarda, io faccio soltanto il politico. Sono un politico che di pubblica istruzione sapeva poco e, come dire, con l'entusiasmo che mi hanno dato i dirigenti scolastici sto costruendo una cosa nuova e diversa. E siccome le cose che ho fatto in questi anni sono frutto del suggerimento di chi opera nella scuola, oggi questo meccanismo nuovo di fare politica, di interpretare la scuola, lo dobbiamo mettere a regime. La plastica è un vero dramma anche per questa provincia, ci sono degli istituti abbandonati e chiusi da diversi anni, altri che quest'anno sono stati dovuti sgomberare. Qual è la situazione? Ho le idee chiare e capisco cosa vuole lei dirmi. Siccome sono un politico non sono abituato a giocare allo scaricabarile, ma lei sa bene che le scuole appartengono da un lato alla provincia per le scuole secondarie di secondo grado e per quelle di primo grado invece ai comuni, e significherebbe provare a dire che la colpa è degli altri. Non è così, la regione, lo dimostrerò dati alla mano, comunicherà ora tutte le cose che abbiamo fatto, le cose che stiamo facendo, e siccome noi cerchiamo una collaborazione con le amministrazioni locali, quello che non possono fare noi vogliamo costruire assieme a loro qualcosa di diverso, li voteremo. Assessore, da questo giro che si è fatto, quali istanze sono arrivate da parte degli studenti e anche dei dirigenti scolastici? Ne sono arrivate tantissime e tantissime le abbiamo già messo in campo. Una per tutte? Una per tutte. Guardi, io ho un'idea nuova e diversa per le aree interne della Sicilia. Le aree interne della Sicilia la scuola è diventato ed è rimasto l'unico presidio che rappresenta lo Stato. In alcuni comuni piccolini è chiusa la banca, è scomparsa pure il distributore di benzina. Ecco, io costruirò un meccanismo per trasformare quelle scuole non solo luoghi di apprendimento didattico, ma centri sociali che possono garantire dei servizi ai cittadini. Non crede che l'accorpamento degli istituti sia una cosa totalmente negativa? Molte scuole hanno perso la loro identità. Guardi, siccome, ripeto, la domanda del suo collega era se sono un politico o un tecnico, io sono un politico che si assume la responsabilità. Il piano di dimensionamento le medie e le scuole elementari, causando un grande danno e un grande nocumento agli studenti. Sono stati gli investimenti per l'Università di Agrigento? Come no? Per l'Università di Agrigento tutto quello che potevamo fare lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo. Ora abbiamo nominato un nuovo presidente del consorzio, una persona autorevole che sicuramente assieme alla regione saprà portare avanti le iniziative che qualificano l'Università Agrigentina. Ci può accennare qualcosa che investimenti si fanno? Appena il Presidente si insedia e costruiamo con lui questo accordo, perché il Presidente l'ho nominato io, ha la mia assoluta... Ci conferma Mangiacavallo? Certo, sì. Ha la mia assoluta fiducia, con lui faremo una conferenza stampa e declineremo le cose che abbiamo fatto. L'Università di Agrigento, assessore, l'Università di Agrigento abbiamo messo due misure in campo che sono il prestito d'onore per gli studenti siciliani che non possono permettersi e non hanno il beneficio che l'ERSU garantisce, e poi stiamo costruendo un meccanismo di valorizzazione delle eccellenze siciliane nel mondo con i master. Ho costruito un meccanismo per cui un giovane universitario siciliano, anche dopo la laurea, può decidere di fare un master nel mondo dove vuole e come vuole, e la regione lo finanzia. Il mio problema non è quello di dire
come tutti fanno, i giovani non devono andare via, no, ai giovani devo dare l'opportunità di andare via e di poter ritornare. Con lo studio anche fuori per un periodo come il master significa permettere a queste persone di qualificarsi e di ritornare qua per lavorare. E con la sua considerazione su questo giro che l'assessore sta facendo nelle varie scuole a raccogliere un po' le istanze che arrivano proprio dal territorio, una sua testimonianza. Sì, oggi si conclude ad Agrigento e nel pomeriggio nell'ambito di Caltanissetta e Enna il giro di incontri organizzati dall'ufficio scolastico regionale in collaborazione con l'amministrazione regionale, con l'assessorato all'istruzione, nell'ambito a testimonianza dell'ottima e proficua collaborazione interistituzionale tra le due amministrazioni. Questi incontri tendono proprio a essere vicini alle scuole e a sentirne quali sono i loro bisogni, le loro esigenze, le loro richieste. Quindi grazie all'amministrazione scolastica tutta, grazie all'assessore Turano per questa sensibilità e vicinanza ai bisogni delle scuole. Il Niccolò Gallo oggi accoglie anche l'assessore in questo giro che sta facendo nelle varie scuole siciliane. Sì, accoglie, devo dire la verità, l'iniziativa di oggi, la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico è stata pensata, programmata dall'assessorato regionale istruzione e formazione professionale e dell'USR Sicilia, dell'ufficio quarto dell'ambito territoriale di Agrigento, perché è un'occasione per riunire tutte le scuole della provincia di Agrigento, oggi presenti con i loro dirigenti e i loro direttori dei servizi generali amministrativi, non solo per augurarci un anno proficuo e ricco di soddisfazioni, ma proprio per affermare a gran voce come sia importante fare rete fra di noi, unirci, collaborare in un'azione positiva di scambio di buone prassi, ma non soltanto le scuole, anche tutte le realtà vive e presenti nel territorio che oggi sono rappresentati dai loro massimi vertici. Quindi è una giornata veramente speciale, un'occasione unica e io ringrazio veramente gli organizzatori di aver scelto l'Istituto Gallo Ciacia per realizzarlo, è un motivo di onore e un grande piacere ed è anche un auspicio a un lavoro di squadra, a un lavoro che porti crescita nei nostri ragazzi e crescita al territorio agrigentino.